Il soft air non è paintball, non c'è un tipo di marcatura efficace. Nel paintball c'è la pallina di vernice che si rompe e ti si rompe la vernice addosso. Invece nel soft air c'è il pallino che ti colpisce. Ovviamente appena il pallino ti colpisce devi dichiararti, perché l'onestà è a base di questo gioco. E quindi sta al singolo essere onesto e nel dubbio dichiararsi, perché una volta può succedere a te e la volta dopo può succedere a me, nel modo che non si creino tensioni in campo e ci sia più divertimento per tutti. Il Dark Oak nasce ufficialmente nel 1992, quindi ha quasi 30 anni di vita questo club. E attualmente contiamo 25 soci iscritti, tutti regolarmente in campo, chi più, chi meno, ovviamente per andare incontro alle esigenze personali e lavorative. Diciamo che all'inizio appunto questo sport, perché noi lo consideriamo tale e lo affrontiamo in maniera tale, non era per niente conosciuto in Italia, diciamo che era una cosa abbastanza di nicchia. Poi col tempo la gente si è informata, sempre più giocatori hanno iniziato a praticare questo sport e quindi è diventata una cosa piuttosto conosciuta ai giorni nostri. Diciamo che appunto noi attualmente lo consideriamo uno sport in tutto e per tutto e quindi affrontiamo in modo tale con allenamenti mirati, con tornei a cui ci andiamo regolarmente. Allora, noi come club siamo aperti sia a nuovi soci maschili che femminili, perché riteniamo che questo sport possa essere praticato da entrambi i sessi senza nessun tipo di problema. Stiamo organizzando recentemente anche delle giornate a tema con ragazze che invitiamo, che conosciamo personalmente, per far conoscere anche loro cos'è il soft air, come si svolge e fare in modo che magari la voce circoli e qualche ragazza entri a far parte della nostra associazione. Ogni associazione più o meno organizza un evento proprio, che sia competitivo o non competitivo. Noi comunque da un anno a questa parte facciamo parte di FIPS, che è una Federazione Italiana Pattuglie Soft Air, cui il prossimo anno partirà un campionato di cui noi parteciperemo e organizzeremo anche una tappa nostra. Ovviamente noi come associazione cerchiamo sì la parte agonistica, però partecipiamo anche a tornei non competitivi su cui si punta per lo più sul divertimento.